Il territorio è già martoriato dai continui tagli e se si taglia ulteriormente nella sanità è molto, cioè, molto brutto e non è corretto verso le persone che hanno bisogno. A parlare Luca Faccio, bassanese doc, dalla nascita costretto su una sedia a rotelle, una laurea in scienza dell'educazione, da sempre si batte per la tutela dei diritti dei meno fortunati e oggi più che mai combatte in difesa della sanità del nostro territorio minato dalla riforma regionale. Nel 2011 aveva già inviato una lettera all'assessore regionale Luca Coletto chiedendo di non penalizzare la sanità. Faccio chiede a gran voce la tutela dell'ULSS bassanese. C'è il bisogno che la politica e il territorio siano vicini ai cittadini, siano dentro al tessuto sociale. Dalla regione a lei sembra che i politici che si trovano appunto a Venezia oggi ascoltino abbastanza o siano un po' sordi a queste richieste? No, mi sembra che sia dal territorio, sia dal punto di vista regionale che nazionale, la questione della società e dei bisogni reali sia dimenticata per un interesse politico che non ha senso perché rimane solo una parola vuota. Una richiesta che pare inascoltata, tanto che proprio domani la questione dei tagli e degli accorpamenti delle ULSS, che avrebbe dovuto essere discussa a Venezia, non è nemmeno all'ordine del giorno, come già confermato dal consigliere veneto Maurizio Conte. Luca Faccio vede positivamente l'idea dell'ULSS pedemontana, così come supportata anche da Rete Veneta, l'unica possibilità di garantire la sicurezza e l'eccellenza delle cure sanitarie nel nostro territorio. Possiamo trovare 1000 formule, ma se poi non è 1000 slogan, 1000 appellativi, ma se poi non c'è il contenuto, rimane solo appunto un contenitore vuoto. Cosa si sentirebbe di chiedere e di dire direttamente al presidente della Regione Veneto Luca Zaia? Al presidente della regione Luca Zaia, come ho scritto più volte, e anche all'assessore Coletto alla sanità, mi sento di chiedere e di fare un appello forte di non far pagare, tra virgolette, sulla pelle dei cittadini delle questioni politiche.